Un benvenuto oggi a Matteo Masato, direttore Confartigianato Venezia. La ringrazio di aver accolto questo invito al Salone Nautico insieme a Camera di Commercio e nello stand Nautica Venezia. Focus sulla cantieristica tradizionale, ci può introdurre a questo settore e alla sua storia, all'evoluzione di questo settore come mestiere veneziano della tradizione? Beh, si gioca facile parlare di cantieristica tradizionale dentro l'Arsenale, no? L'Arsenale si chiama così tra l'altro perché l'etimologia di Arsenat, questa parola di origini arabe che dovrebbe significare la casa dei maestri che sanno fare questo mestiere, no? Di questo tipo di maestranza. Quindi quale posto migliore per poter dare la cantieristica tradizionale di Venezia? Quindi posto che dall'inizio del 200 ha portato avanti questa tradizione dove si sono sviluppate le migliori sapienze, le migliori mani di costruzione usando i materiali nobili, questi legni nobili che venivano appunto presi dal Montello, dal Cadore, scendevano attraverso i fiumi e arrivavano a Venezia e da qui venivano trasformati in queste imbarcazioni che sono state le imbarcazioni migliori sia per quello che riguarda la cantieristica normale, quindi la nautica dell'epoca, e poi anche militarmente, certo che la parola arsenale è diventata anche questa, no? E quindi in questo luogo, in Venezia, si sono sviluppate queste capacità, queste conoscenze della cantieristica dove in nessun altro posto hanno avuto modo di esserci, no? L'evoluzione di questa cosa ha fatto sì che in Venezia restassero queste capacità. C'era la capacità una volta di tramandare queste capacità, no? Sì. Forse l'abbiamo un po' persa questa cosa. Sì. Qual è la difficoltà di oggi? La situazione di oggi diciamo che è la coda di un periodo che dagli anni 70 vede un calo progressivo, no? In questo settore come... Sì, nella cantieristica tradizionale di Venezia diciamo che dalla metà degli anni 70 si è passati a una quarantina di cantieri tradizionali che popolavano la gronda veneziana, diciamo, a una dozzina, quali siamo adesso, quindi una moria importante. All'epoca c'erano quasi 200 addetti, all'epoca parlo di metà anni 70, ad oggi dovrebbero essere intorno alla trentina. Quali sono le cause? Dove andiamo a cercare le cause di questo progressivo? Le cause sono forse endemiche alla città, cioè tutto l'artigianato purtroppo in città, in centro storico a Venezia, soffre moltissimo. Sì, si è ridotto Io parlo di artigianato eroico perché questi artigiani per riuscire a stare a Venezia con i costi di Venezia per poter produrre, per poter trasportare, per poter affittare i locali dove stare, per trovare i locali dove poter stare, i magazzini, le botteghe, è sempre più difficile. E in quest'ottica anche la cantieristica ha dovuto fare i conti con tutto ciò. Sì. Inoltre la domanda non sta mancando la domanda di questo tipo di cantieristica o di questo tipo di imbarcazioni, si è un po' specializzata però. Questa è una nota positiva. Ha preso una nicchia, è una cantieristica ovviamente che si sta spostando verso il lusso, verso un determinato tipo di clientela, la clientela che può essere anche quella dei laghi, quella dell'estero. Ci sono clienti svizzeri che si forniscono da cantieri navali di tradizione qui a Venezia, che vogliono imbarcazioni fatte a mano, che vogliono imbarcazioni e riconoscono la sapienza del fare dell'epoca e che quindi si è creata questa nicchia che dà lavoro e continua a farlo. Il problema è che da una nostra micro indagine all'interno del settore abbiamo visto che il 55% dei nostri cantieri ci ha detto che nei prossimi 5 anni ha paura di chiudere. Quali sono i bisogni? Cos'è che stimolerebbe la ripresa? Allora, tutto parte dal saper fare e il saper fare significa tramandare il saper fare. Per poter tramandare il saper fare ci vuole della manovalanza, ci vuole qualcuno che abbia voglia di imparare queste tecniche antiche che si tramandano e si fa molta fatica a trovare manovalanza, a trovare maestranze che abbiano voglia di imparare questo tipo di mestieri, perché non sono mestieri immediati, sono mestieri che devono essere portati in cantiere, andati avanti per anni, imparare a costruire, tramandare la sapienza. C'è una formalizzazione delle competenze immateriali, no? Che i maestri d'ascia portano. Assolutamente, questo know-how che ogni volta che un maestro d'ascia esce dal settore si perde. Allora si parla di cercare di codificare queste sapienze, questa cosa non è facile, ci sono dei
tentativi per farlo, però non è assolutamente facile. Certo, sarebbe molto interessante riuscire a portare avanti, come avevamo anni fa, una scuola di questo tipo di maestranze. Avevamo una bellissima esperienza, una scuola di maestri d'ascia qui a Venezia, un'esperienza che è andata avanti per circa 7 edizioni, 7 anni, che si è fermata, se non vado errato, intorno al 2015, ed è stato un vero peccato, perché riusciva a sfornare qualche maestro d'ascia, anche venuto da fuori Venezia, che poi è venuto ad abitare a Venezia. Esatto, si parla anche di residenzialità, di ripopolare Venezia, quindi è ha aperto dei cantieri, nell'attesa qui a fianco ospitiamo delle barche costruite da questo cantiere, con molto orgoglio. E sarebbe molto interessante riuscire a continuare ad avere questa scuola su Venezia, perché la mancanza di una scuola di maestri d'ascia in una città come Venezia, città marinara per eccellenza, con l'Arsenale, è secondo me una mancanza enorme. Venerdì c'è la regata delle repubbliche marinare, Questo voglio lo dice dire, tutto. La tradizione la portiamo avanti e siamo ancora competitivi con le altre repubbliche però marinare. È facile portare avanti delle tradizioni quando c'è un bello che si vede immediato, no? Quando c'è la sapienza dietro, eccetera, che dove c'è bisogno di costruire, di fare, di progettare, anche sul medio-lungo termine, si fa molta più fatica. E Venezia è un po' questo il suo problema, no? Diciamo. Voi siete un'associazione attiva, siete nel cuore di Venezia, gli artigiani di Venezia. Gli artigiani di Venezia. L'associazione ha più di 1000 associati su Venezia ed è un nostro dovere, ovviamente, fare la rappresentanza per loro. E siete qui collettivamente con il vostro stand presso la Tesa 90, la nostra è 90, quindi insomma è condivisa. Gli stand sono molto vicini, insomma. Esattamente. E quindi è utile fare un passaggio allo stand e chiacchierare con qualche volentieri, sono qui che aspettano e vi raccontano settore. Anche qualche storia di queste imbarcazioni meravigliose che sono state recuperate o costruite ex novo. Qual è il futuro? Cosa ci si aspetta anche in termini di sostenibilità, che è il tema importante di questo Salone Nautico, perché Vela e il Comune di Venezia hanno ottenuto anche la certificazione addirittura dell'evento fieristico, ma sostenibilità è la parola che, abbinata all'innovazione, dà la prospettiva, no? L'innovazione sostenibile per il futuro. Qual è nel vostro settore? L'uso di questi materiali, materiali nobili, il legno eccetera, è sostenibile di per sé. Il mantenimento di questa tradizione quindi sarebbe già un fonte di sostenibilità. Sarebbe già molto. Noi abbiamo unito questo ad altre esperienze. Di là c'è un impiantista che espone insieme agli altri ed è stato uno dei primi che ha cercato, riuscendoci a motorizzare un'imbarcazione storica, un'imbarcazione tradizionale con dei motori elettrici. E quindi questi passaggi, questa sostenibilità si può benissimo fare su queste imbarcazioni che navigano per i canali di Venezia, e quindi farlo in maniera ecologica e con dei motori elettrici sarebbe veramente il massimo. Il sistema assolutamente. Certo. Grazie, quindi innovazione nei materiali, nella propulsione, una Venezia sostenibile e green, ma soprattutto a difesa della tradizione. Sarebbe molto bello. Questo sarebbe il nostro sogno condiviso da molti, non solo nostro. Grazie a Matteo Masatta. Ringrazio voi dell'ospitabilità. Buon lavoro con la vostra associazione e il vostro gruppo della cantieristica Grazie mille. tradizionale di Venezia. Grazie. Arrivederci.